Ieri si è tenuta una commissione consiliare da cui, a quanto afferma il consigliere Stecco, Movimento 5 Stelle, si è capito che l'amministrazione non ha ancora una soluzione sui problemi di Chioggia Ortomercato del Veneto. Sono passati mesi dal caso Oppo Veneto, afferma, socio di maggioranza di Chioggia Ortomercato, messo in liquidazione, ma sembra non si sappia ancora come gestire la sua uscita. Non è l'unico problema che questa realtà chiogiotta si trova ad affrontare. La Madia è l'altro scoglio, per affrontare il quale una delibera consiliare aveva dato incarico a SST indicando di studiare un piano di rilancio industriale, studio per il quale sembra sia stato emanato un avviso per individuare un professionista solo in questi ultimi giorni. Prima di questo il consigliere lamenta una situazione di immobilismo. Solo ora si è appreso che tra Chioggia Ortomercato del Veneto e il sindaco a febbraio dello scorso anno c'era stato un accordo per preparare un master plan sull'azienda. Contro questo accordo, preso con il sindaco, sembra sia intervenuta la stessa SST, socio di Ortomercato, ancora nel novembre scorso. Un tema importante da discutere che, secondo il consigliere, doveva vedere la presenza dell'amministrazione in commissione, risultata invece assente, e infatti afferma: ricordo che oggi esiste la famosa filiera del centrodestra da Chioggia, Venezia e Roma, per cui modificare la Madia sarebbe più semplice, ma a quanto pare non è così. Vista l'assenza di tutta la giunta in commissione, un'abitudine prima dei consiglieri di maggioranza che ormai si è estesa anche negli amministratori pagati con i soldi dei cittadini, trovo vergognoso il loro comportamento su un tema così importante e delicato. In questi 2 anni, conclude il consigliere, non si sono portati a termine fatti concreti e lo dimostra il silenzio politico avuto ieri durante la commissione, perché nemmeno i consiglieri di maggioranza hanno saputo dare delle risposte alle nostre domande. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.